Buongiorno, benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 16 novembre. Però questa storia e un partito in particolare che compone quest'Aula ha una vicenda, un po' di una storia in questa amministrazione dove siamo abituati a chiedere per trasparenza, fermo restando che consideriamo che sia tutto a posto, alcune vicende. Vediamo nelle graduatorie che c'è cioè ci complimentiamo con la consigliera Anno, abbiamo visto che è arrivata a settima concorso. Però una procedura consensuale. No, è un atto pubblico, Sì, ho capito. ragazzi, è pubblicato sul sito. Però mi pare Chiediamo se abbiamo verificato la compatibilità della consigliera alla partecipazione a concorso, visto che il CDA viene nominato dalla stessa amministrazione di cui la consigliera fa parte. Chiediamo nel caso, cioè, lo vogliamo chiedere qui, non vogliamo chiederlo fuori, tant'è che non abbiamo fatto neanche articoli sui giornali. Pensate quanto delicati siamo, che non siamo andati neanche sui giornali e abbiamo detto chiediamolo. L'intervento completo in cui il consigliere Montanariello spiega i motivi per cui, secondo il Partito Democratico, la composizione della commissione ha delle irregolarità, lo trovate nel link in descrizione. Da circa un mese alla casa di riposo di Chioggia si annovera tra il personale una nuova operatrice sociosanitaria. Si chiama Katia Annot ed è anche consigliera comunale di Fratelli d'Italia. Una presenza che sta suscitando imbarazzo nella maggioranza e che forse rispecchia anche tensioni latenti da parecchio tempo. La questione è stata sollevata durante una commissione comunale dagli esponenti del Partito Democratico. Per il consigliere Montanariello, il fatto che una consigliera della maggioranza, che ha nominato il consiglio d'amministrazione, venga assunta all'istituto di riposo da un punto di vista di opportunità politica lascia molto a desiderare, anche se è stata assunta con un concorso pubblico. Sempre secondo Montanariello ci sarebbe un'illegittimità sulla composizione della commissione deputata alla selezione del bando di assunzione e che su questa presunta illegittimità il dottor Giancarlo Ruscitti, dopo le contestazioni presentate in commissione, non avrebbe dato risposte. Per questo motivo il Partito Democratico sta preparando un dossier per richiedere alla Regione un'ispezione. Altro particolare che solleva qualche sospetto di nepotismo è che la Annot ha una relazione con il presidente del CDA, Antonio Serraino, che conferma un'amicizia senza convivenza, precisando anche che è stato fatto un regolare bando, che il presidente non fa parte della commissione giudicatrice e che la Annot sta svolgendo il suo lavoro di OS al pari delle altre sue colleghe. La necessità di assumere personale a tempo determinato è sorta per le maggiori esigenze dell'istituto di riposo. Tra l'altro, la consigliera opera nel servizio sanitario da oltre 10 anni. Al tempo dell'elezione della Annot sembrava che la consigliera fosse una garanzia per il segretario Matteo Penzo, per legami politici ma anche di parentela. La Annot è infatti sorella della moglie del Penzo. Per questi motivi sembrava che fosse quasi una vice. Da quanto trapela oggi dagli ambienti politici, la questione appare completamente diversa. Il servizio è stato scritto da Andrea Comparato. Siamo stati chiamati per segnalare la situazione che si è creata alla diga del Brenta a causa dei detriti portati dalle mareggiate di questi ultimi giorni, ma memori del passato siamo andati a cercare un video girato lo scorso anno, attorno al 20 di dicembre, quando i concessionari delle spiagge avevano ripulito la stessa area dagli stessi detriti, depositati a terra dalle mareggiate per quintali e quintali, e per fortuna che i concessionari all'epoca
che hanno deciso di fare questa pulizia extra che costa tempo, personale, mezzi, eccetera. La situazione che si sta presentando davanti ai nostri occhi in questi giorni è ben poca cosa rispetto a quello che si è visto in passato, molto più tollerabile tutto considerato. In fondo si è fuori stagione, siamo in pieno nel periodo in cui ci si aspetta mareggiate di scirocco e maltempi. Ripulire la spiaggia ora sarebbe un costo forse sprecato se in conto alla comunità, neppure da chiederlo ai concessionari per i quali rappresenta un costo non indifferente, un intervento che faranno certamente, ma a loro discrezione. In questo periodo si parla tanto di spiagge libere, in percentuali oscillanti attorno al 20%, ma le percentuali sono numeri astratti e nulla dicono. L'area di spiaggia ora occupata dai detriti verrà ripulita da chi la ha in concessione a tempo debito, ma della spiaggia libera chi si prende cura, tanta o poca che sia? La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. A Chioggia abbiamo una tenuta agricola in cui l'attenzione all'ambiente e alla biodiversità del territorio è un tratto caratteristico. Si tratta della tenuta Val Grande di Fioroni, in cui da non moltissimo tempo è nato il laboratorio di biodiversità rurale. Questo, con l'associazione Sagittaria, ha organizzato un corso sulla conoscenza degli uccelli acquatici e venerdì 10 novembre si è svolta la prima delle 3 lezioni presso la sede del laboratorio, che si trova a Val Grande nel Clodiense. Scopo del corso è far conoscere a chi lo desidera l'avifauna acquatica tipica della nostra località lagunare e del delta del Po. Il corso inoltre è propedeutico alla partecipazione agli esami programmati da ISPRA di Ozzano per ottenere il patentino di censitore di uccelli acquatici. Dagli anni 70, infatti, in tutta Europa nel mese di gennaio vengono contati gli uccelli acquatici che frequentano le zone umide. Per partecipare a questi conteggi è necessario il possesso di tale patentino. I censimenti internazionali degli uccelli acquatici sono molto importanti, in quanto i dati raccolti formano la base per la stesura di leggi comunitarie nazionali nell'ambito della tutela dell'ambiente, della conservazione delle specie in pericolo e dell'attività venatoria. Negli ultimi anni i conteggi si svolgono sia nella laguna di Venezia che nel delta del Po, dimostrando che queste zone sono tra le più importanti nel bacino del Mediterraneo per lo svernamento per le specie avicole dell'Europa nord-orientale. Il corso, organizzato dal laboratorio, ha ottenuto una buona partecipazione di interessati e ha visto come relatori ornitologi specializzati in uccelli acquatici. Il quarto incontro, dopo le 3 lezioni, sarà una prova pratica all'aperto che si svolgerà il prossimo 5 dicembre. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Un sisma di magnitudo 6,5 MV a Castelnuovo del Garda nel Veronese, con crolli e persone sotto le macerie, la gestione della mobilitazione dei vigili del fuoco per prestare soccorso alla popolazione, l'apertura di una sala crisi regionale e l'organizzazione della logistica nello scenario di intervento. Non si tratta di fatti reali, ma di un'esercitazione organizzata dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco per testare la prontezza dei moduli della colonna mobile regionale, delle sale operative della Direzione Veneto e dei comandi provinciali. Nella simulazione che si è svolta nei giorni scorsi sono stati testati in particolare le comunicazioni durante un'emergenza tra il CRA
Comando regionale dell'area colpita, e il DOA, distretto operativo dell'area colpita, l'invio delle sezioni operative e l'installazione dei moduli di supporto logistico per gestire l'organizzazione degli operatori al lavoro in calamità. È stato testato anche il recupero da parte delle squadre speleo alpino fluviali di una persona ferita sulla Rocca del Garda. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Antichi mestieri, la sartoria, passione, tradizione e trasmissione del sapere è il titolo dell'evento ospitato ieri sera al Tifondaco dei Tedeschi per celebrare i 60 anni di attività del sarto veneziano Franco Puppato, un'occasione per ripercorrere la storia della moda veneziana. Dopo il messaggio del sindaco Brugnaro, che ha aperto l'evento ricordando quanto per Venezia è stata ed è importante la maestria dei suoi artigiani, e che ha ricordato la prima edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano tenutasi lo scorso settembre, è intervenuto l'assessore al turismo della città di Venezia, Venturini, il quale ha ribadito che è doveroso omaggiare il grande sarto veneziano Puppato, ambasciatore nel mondo del Made in Venice. La serata è proseguita con una conversazione con gli amici del mondo della moda e dell'editoria incontrati dal sarto nel corso della sua carriera: Jacopo Nani Mocenigo, Bentivoglio d'Aragona, Franz Botré, Tommaso Trespidi, Felice Piacenza e Chiara Modica Donà delle Rose, la quale ha moderato il dibattito. Sono innamorato di Venezia e della mia professione, che svolgo ancora come se fosse all'inizio della mia carriera, ha detto Puppato. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 16 novembre, è la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e il canale WhatsApp Azzurra Network News. Ricordatevi di attivare le notifiche. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.